Franco. Questo non se mio a volte cosa dite, ma veramente questo non sia un giorno a caso, non sia un momento a caso. Non mi piace lamentarne, non mi piace il lamento. Se da qualche anno che mi sono attivo e il mio unico modo di pormi se tecnico, se vogliamo, ma guardate che i veneti lo fa parte della sua cultura, è un elemento fondamentale l'essere tecnici, l'essere concreti, l'essere operativi. E mi ricordo spesso, scusate questa premessa, che il primo libro di matematica stampato al mondo si fa stampare qua, 1478, l'arte dell'abaco, Treviso Arithmetics lo chiama in inglese. E era un libro di matematica pratico, cioè che insegnava alle maestranze, ai geometri, a chi che lavorava nelle costruzioni o comunque nel commercio, l'arte e la scienza della matematica, l'uso della matematica, dell'algebra. E questa è cultura e è tecnica. Ecco, una delle caratteristiche, delle cose che secondo me sono importanti nell'attività, è quella di dare delle soluzioni concrete, e questo è Veneto, perché noi altri nei confronti della realtà come Veneti se ponevamo in termini concreti. Nella concretezza raggiungiamo livelli di astrazione che non ha pari, non ha uguali, perché dopo nella realtà ti trovi la sintesi più alta del pensiero, no? Ma bisogna fare le robe, bisogna crearle, bisogna concepirle, bisogna a volte anche inventarsi, ma l'invenzione non è un qualcosa di astruso, no, l'invenzione spesso è l'osservazione di quello che succede altrove e semplicemente applicandolo in modo particolare, originale oppure contestuale a dove che te vivi o alla situazione che te vivi, ecco che quello che magari in Estonia dal 2005 è un qualcosa di normale e che è normale in tantissimi paesi del mondo, farlo oggi dal 16 al 21 marzo in Veneto diventa qualcosa di epocale, di rivoluzionario, cioè di cambiamento, ma anche se vogliamo qualcosa che stravolge la situazione in cui viviamo e che si pone come obiettivo è il cambiamento della situazione che si sta descritta e che tutti potremmo concepire nel quotidiano, se assolutamente insostenibile dell'oggi come veneti sotto la Repubblica Italiana. Ecco che allora l'osservazione di quello che avviene nel mondo ci sta anche la nascita del pensiero politico indipendentista moderno, dico mi, perché il percorso che ormai molti recita a memoria, ma semplicemente di creazione del consenso del popolo, dei cittadini intorno alla conquista, alla riconquista della propria sovranità da parte della Repubblica Veneta, se chiaramente anche questo dovuto all'osservazione di quello che succedeva nel mondo. Diceva giustamente Gianluca Panto, dovevamo cavarsene d'osso uno dei più gravi difetti, uno dei più gravi tare che ne ha portato la sudditanza allo Stato italiano, che è il provincialismo. Verrà, noi altri venti mai nella storia siamo stati provinciali, e anche voglio dire la storia degli ultimi decenni che ha visto la crescita economica, il raggiungimento, se volevo, anche di un sogno di affrancamento da una povertà, perché nel dopoguerra il reddito medio pro capite dei veneti c'era tra i più bassi dello Stato italiano, guadagniamo come veneti come un campano. Beh, l'affrancamento di questo è stato dovuto proprio alla nostra capacità di andare fuori, di scrollarsi addosso a questo provincialismo. Adesso
e il lamento non ne può appartenere. E il Veneto non è un'isola all'interno dell'isola della Repubblica Italiana, no. L'osservazione di quello che avveniva nel mondo, in Europa, nel mondo, è stata la chiave che ha fatto nascere i percorsi, i progetti politici e il pensiero che noi altri negli ultimi 7-8 anni abbiamo visto alimentare anche la società civile in un qualche modo, anche in modo dinamico, ma se è normale che succedesse. Pensiamo che fino al 2006 dire ste robe già era vietato, già era reato di opinione e comportava, diceva il codice penale, la morte sostituito dall'ergastolo solo nel dopoguerra. Barrato la morte, cancellato no, comportava l'ergastolo. Dire quello che noi altri qua diciamo, un'espressione di libertà, del pensiero, una cosa normale e che avviene in tantissimi paesi del mondo. Beh, allora, questo percorso in realtà nel grande, stupenda, come dire, orologio della storia, c'è un qualcosa che ne vede accomunai a un percorso storico, un processo che sia evidente. Ne ricordava Franco la Scandinavia, 1905 Norvegia, ma noi altri se ricordiamo la Finlandia, se ricordiamo poco dopo quello che è successo nei paesi del ben piovere, del Commonwealth, dell'impero britannico che ha conquistato la propria indipendenza, l'Australia, la Nuova Zelanda negli anni 30, l'India e dopo i paesi dell'era postcoloniale. E 20 anni fa, noi ricordava anche Paolo Bernardini, qua le porte dell'Europa, ma anche nell'Europa, e allora noi altri vediamo Lettonia, Estonia, Lituania, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Montenegro. E guardate che questi processi non sono dei processi che nasce per caso, sono dei processi che nasce nella gente, nasce da noi altri, nasce dai cittadini che a un certo punto si trovano su una situazione insostenibile e per quelli che me ne viene dire che sia impossibile, che non si può, che sia assurdo, sia antistorico, domandeghe, ma quando mai la Slovenia c'era stata indipendente prima del 1991? Mai! In pochissimi mesi, in pochi giorni ha ottenuto il suo status e sarà affrancato grazie ai cittadini, grazie a noi altri che si è reso parte attiva. E il Montenegro in 40 giorni ha ottenuto la sua indipendenza. E allora come potremmo noi altri pensare che per cui qualcuno mi dice no, non si può perché c'è l'articolo tal dei tali, non si può perché degli uomini morti, perché nessuno vive. Ha scritto da qualche parte qualche volta che non si può perché c'è uno Stato unito, indivisibile. Ragazzi, la nostra vita non dipende dai morti, primo, la nostra vita dipende solo dalle nostre scelte, dalla nostra voglia di fare, dalla nostra volontà, da consapevolezza, dal grado di autoconsapevolezza che noi altri avevamo e dovevamo acquisire ancora, che così non può andare avanti. Da questa consapevolezza e da un approccio tecnico, pratico, viene fuori l'esigenza di trovare una soluzione ai nostri problemi, perché del lamento non vogliamo sentirvene. Da qua nasce l'idea di fare un referendum democratico che si svolgerà il 16 marzo dalle ore 7 del mattino alle 10 di sera e dopo continuerà dal lunedì 17 marzo fino a venerdì 21 marzo dalle 9 di mattina e sia del pomeriggio, e che coinvolgerà tutti i cittadini veneti, che riceverà un codice per poter votare attraverso quello, il metodo che usa l'Estonia, ma che usa anche la Gran Bretagna, che usa la Svizzera, che usa gli Stati Uniti per votare i referendum, per votare i parlamenti, che usa l'Australia, che usa la Norvegia, che usa tantissimi paesi nel mondo attraverso la rete telematica, attraverso la rete internet, attraverso il telefono.
E guardate bene che questo modo di votare è il modo più, come dire, più diretto, più semplice dell'uovo di Colombo, che semplicemente noi altri, dall'osservazione di quello che avveniva nel mondo, dobbiamo applicare qua, dobbiamo applicare in Veneto. Questo è un fatto epocale, perché mi sono convinto che il tam tam, al di là di quello che sarà la nostra campagna di comunicazione molto forte, che seguirà in questi 2 mesi scarsi, il tam tam sarà tremendo e raggiungerà tutto il Veneto. Avremo dei seggi e ognuno di noi altri prometta dei seggi per aiutare i nostri concittadini meno fortunati che magari non hanno un computer, non hanno neanche un telefono, perché si può votare semplicemente facendo una telefonata. Creeremo una rete del supporto elettorale, sono convinto, che coprirà tutti i comuni del Veneto rapidamente, perché la situazione è tale che noi altri siamo come un gran paglier dove che c'è solo da buttare la cicca in pisada e questo ciappafuoco. Così non va bene, così non vogliamo vivere, così i nostri fioi qua non vogliono più vivere. E mi credo che nessuno di noi altri voglia costringere i nostri fioi a un futuro di immigrazione e voglia costringere le persone che sono nella sua età adulta al lamento e a una condizione di larve umane, e voglia costringere i nostri anziani che vivono la sua età dell'oro, l'età più bella, alla perdita della dignità, perché questo ne aspetta a restare sotto l'Italia fra poco, e molti la casa persa. E mi è riuscito per pensare che noi altri veneti che abbiamo inventato i computer, perché i computer, se non savè, molti lo sanno, ma magari tanti non lo sanno, gli stai resi possibile grazie all'invenzione di un veneto, Federico Faggi, da dove c'è? Da Villa Vicentina o da Isola Vicentina? E questo è un nostro connazionale che vive in California, milionario, che rappresenta il genio del Veneto. Beh, noi altri qua, che abbiamo creato questo nel mondo, se rassegniamo invece a questa situazione, no. Mi dico di no. E mi dico che siamo tanti. E mi dico che siamo a maggioranza, la schiacciante maggioranza. E non ne ferma nessuno, ma nessuno la può fermare. Allora, la cosa che mi preme in questo momento è questa. Dobbiamo attivarsi. Avete visto Franco? Franco è l'esempio. E tutti noi altri siamo l'esempio, dobbiamo attivarsi. Allora, martedì sera, faremo una grande riunione a Padova e costruiremo una rete di persone, dei volontari che supporta il plebiscito per l'indipendenza del Veneto. E questa vedrà l'apertura a tutti. Non mi interessa chi sia di sinistra, chi sia di destra, che sia del partito A, del partito B, del partito C, che sia industriali, che sia disoccupati, che qualsiasi roba. Dobbiamo attivarsi tutti i veneti, che avevamo 50 giorni, dobbiamo mettere da parte qualsiasi altra situazione e dimostrare quella che è la nostra volontà in modo incontrovertibile al mondo intero. Bravo, A Padova, in via Forcellini 170, al centro congressi Albino Luciani, un grande veneto, alle 9 di sera del martedì prossimo, il 4 febbraio. Mi rispetto e portai tanta gente, dovevamo muoversi. E guardate chi ha fatto tutti così,
tutti i popoli che si liberati. Per un certo momento, perché noi veneti a volte pensiamo di avere delle specificità, perché la nostra grandezza, la grandezza della nostra storia, della nostra civiltà, che se sta un faro nel mondo e che se sta l'organizzazione istituzionale che ha avuto la durata più lunga dell'umanità, nella storia dell'umanità, e che ha durato in modo riconosciuto da tutto il mondo più delle civiltà, come le civiltà. Ecco, questa grandezza non deve ancora diventare la scusa per non fare come che ha fatto tutti i popoli che si sono liberati. Dobbiamo fare in mano il nostro destino con umiltà. Tutti avevamo una nostra idea, per fortuna. Siamo 5 milioni di partiti, dico mi, anzi 9 milioni se sappiamo Venezia storica, la Venezia. Siamo 5 milioni nella regione Veneto, siamo 5 milioni di partiti, ma dovremmo essere 5 milioni di partiti uniti per l'indipendenza del Veneto e per la riconquista della sovranità della Repubblica Veneta, che vive. Non sei mai morta, come che ne dice Franco e ne insegna Franco, ma noi altri dobbiamo farlo vedere al mondo intero, perché il mondo intero ne aspetta, che si i tappeti rossi, non che ne polpi nessuno di questo statereo di cui, ahimè, fasemo parte, non che ne polpi nessuno di uno Stato che attaccava ogni guerra, che ha combattuto da una parte e la finita da quest'altra. No, basta. Non ve ne colpi nessuno di questa schei a sto Stato che non li restituirà mai. Noi altri veneti che abbiamo avuto dei segni di grandezza nella nostra storia e continuiamo ad avere dei segni di grandezza, ma ancora dovremo dargliene dimostrazione qua nella nostra terra. Si citava prima Padova, mi voglio che venga da nuovo Galileo Galilei a insegnare a Padova, a Venezia, nelle nostre università, che erano le università migliori del mondo. Ne ricordava sempre Paolo Bernardini qualche mese fa una lettera di qualche secolo fa da uno studente che scriveva in modo supplichevole all'Università di Padova domandando che se lo accettava. Io venivo da una remota università americana, statunitense, della ora, insomma, dell'epoca di quei terre. Quell'università si chiamava Harvard. In quell'università, Harvard, che oggi è, secondo le classifiche, la più importante università del mondo, insegna come che sarà anche un grande economista, Alberto Alesina, che ha dato anche una dimostrazione teorica della superiorità e della convenienza dei piccoli stati con una cultura omogenea nel mondo dove c'è libertà dei commerci, di comunicazione, del trasporto e del spostamento. Ecco, questo è il mondo dell'oggi, è il mondo in cui la Repubblica Veneta già solo con i parametri che abbiamo un po' saria il secondo Stato più ricco d'Europa, ma mi sono certo che entro pochissimo tempo questa diventeria una piattaforma, una cultura, un ambito che sarà l'eccellenza dell'umanità, come noi altri siamo sempre stati e come che dovremmo tornare ad essere. Però dipende solo da ognuno di noi altri. Il segreto è solo che noi altri. Facciamo un passaparola, che mettiamo un attimo a conversare tutto il Veneto, che mettiamo un attimo, a se una fiammata, e dopo se arrangiamo noi altri col mondo. Grazie.